Eccoli, pancia a terra, mentre a passo del leopardo strisciano nel piazzale della Pinarello in Viale della Repubblica a Villorba. È lo scorso 22 novembre quando i predoni mettono a segno un furto clamoroso. Nel giro di poche ore hanno svaligiato per ben 2 volte la storica azienda rubando biciclette da corsa per oltre 300.000 euro. Dopo 3 mesi di indagini, gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone hanno arrestato 4 rumeni accusati dell'assalto trevigiano e di altri 2 colpi, uno alla Mania Green di Viale Treviso a Pordenone, l'altro alla società Ferramenta di Sala Baganza in provincia di Parma. 3 furti nell'arco di 7 giorni, stesso modus operandi, ingente il bottino. Oltre alle bici Pinarello sono state rubate a Pordenone 60 motoseghe e 2 gruppi elettrogeni per complessivi 50.000 euro. Nel parmense ancora diverse motoseghe e materiale da giardinaggio per 28.000 euro. Per fuggire sia a Parma che a Pordenone la banda ha utilizzato dei furgoni rubati in loco. I 4 agivano molto rapidamente con un'organizzazione militare. Un'osservazione da ex ufficiale dell'esercito che ho fatto, perché nelle immagini, come avrete avuto modo di constatare, viene adottato il cosiddetto passo del leopardo, che è uno stile tipicamente, una mossa o un atteggiamento tipicamente militare per eludere quelle che sono le telecamere, per soprattutto cercare di non destare sospetti al nemico. Le indagini hanno portato i poliziotti ad individuare la banda di trasfertisti che dalla Romania giungeva in Italia per mettere a segno furti di costose bici e materiali da giardinaggio. Concluse le scorrerie, in genere i colpi venivano messi a segno nell'arco di una decina di giorni, i 4 rientravano in patria. Fenomeno, quello dei trasfertisti, frequente nel nord-est, ma non solo. I georgiani sono notoriamente esperti nei furti in appartamento, i rumeni sono esperti, come nella circostanza, in furti nelle attività commerciali, in particolar modo quelle di squisitamente di tecnica oppure di biciclette particolari o anche di attrezzi di lavoro, come nella nostra indagine, e poi magari altre etnie si occupano di spaccio di sostanze stupefacenti. I 4 sono stati rintracciati ed arrestati in una struttura ricettiva di Verona dove alloggiavano, ma avevano anche preso in affitto un appartamento nel quale sono state rinvenute 6 costosissime mountain bike, seghe elettriche ed altro materiale verosimilmente rubati nei giorni scorsi.